dipendenti in quarantena, aumenti astronomici di luce e gas e mancanza di turismo stanno portando al collasso le attività economiche di Venezia. Obbligatoria una sesta marcia accoglie così l'obbligatorietà della carta verde uno dei parrucchieri del centro di Mestre, ma non tutti la pensano come lui. Il Veneto non andrà in zona arancione, così il presidente Zaia da Marghera, che aggiunge i dati e le proiezioni fanno ben sperare anche per le settimane a venire. Il tracciamento con la situazione attuale è inutile, concentriamoci sui soggetti più fragili, parole di Francesca Russo, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Veneto. In Corte d'Appello a Venezia manca il 33% di personale. In Veneto l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario sarà nuovamente scandito da un'emergenza d'organico. Ecco perché trasformare i cantieri abbandonati di via Sansovino a Mestre in alloggi popolari, il nostro viaggio tra il degrado del centro di Mestre con la proposta dei Verde Progressista. In forse la trasferta del Venezia a San Siro contro l'Inter di sabato 22 gennaio, troppi giocatori arancio-nero-verdi, risultati positivi, l'incontro rischia di saltare. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, lo avete sentito dai titoli, centinaia di dipendenti in quarantena, aumenti astronomici di luce e gas e mancanza di turismo stanno portando al collasso le attività economiche di Venezia. L'economia di Venezia è in ginocchio, non per una causa ma per una serie di concause. Il coronavirus naturalmente è la prima e qui si sente più che altrove, visto che da decenni si è deciso di basare tutta l'economia sul turismo e quindi non si può più contare su una domanda interna, ma non è l'unica. Tra l'aumento delle bollette di gas, luce, dei merci, dei servizi, i lavoratori che sono in quarantena, in isolamento, la mancanza dei flussi non soltanto internazionali ma anche il turismo nazionale sta portando che quasi il 50% delle attività economiche della nostra città stanno lavorando una capienza ridotta. Invece il 30% sono attualmente chiusi. I dati della Confesercenti dipingono una situazione drammatica in cui l'aumento spropositato delle bollette, 550% in più di luce, 650% in più di gas, rischia di rappresentare il colpo di grazia. Un ristorante che pagava mediamente una fattura di 1.000 euro al mese di energia elettrica, a dicembre 2021 ha pagato 5.500 euro di bolletta elettrica. Un ristorante che pagava su 700 euro di bolletta di gas nel 2020-2021 ha pagato sui quasi 7.000 euro bolletta di gas. Stesso ragionamento vale per gli alberghi e non soltanto. Questi aumenti hanno generato un circolo vizioso che ha portato ad un ulteriore rincaro di merci e servizi, attualmente stimato attorno al 15%, ma che in futuro potrebbe ulteriormente crescere. Le richieste al governo sono tante quante i problemi: accorciare le quarantene per gli asintomatici, rifinanziare i ristori ai lavoratori autonomi, prorogare la moratoria sui prestiti, intervenire sulla cassa integrazione. Noi dobbiamo affrontare anche il non prolungamento della cassa integrazione. Attualmente è in vigore la cassa di integrazione ordinaria, significa che noi imprenditori saremo costretti a pagare una parte di questo costo per i dipendenti, anche se di fatto siamo in un lockdown drammatico. Per noi il Green Pass obbligatorio è una sesta marcia a garanzia della sicurezza di tutti, accoglie così l'obbligatorietà della carta verde uno dei parrucchieri del centro di Mestre. È una sesta marcia per noi il Green Pass, siamo contenti e non abbiamo problemi. Potevano evitare. Io dico che è una cosa buona, una cosa che ci vuole, perché ci sono persone che non ce l'hanno, entrano nei negozi e fanno mischiare altre persone. Io ce l'ho, io l'ho fatto vedere anche alla signorina. Sinceramente non mi cambia niente, anzi è una perdita di tempo per chiedere alle persone il Green Pass o non chiedere alle persone il Green Pass, perché tante volte i telefonini lo leggono o non lo leggono, dunque si perde solo tempo. Sono propensa al controllo del Green Pass anche nel salone di parrucchiere, perché mi sembra che si possa dare un servizio di sicurezza maggiore anche alla clientela. Primo giorno di Green Pass base obbligatorio per accedere ai servizi per la persona, cioè parrucchieri, estetisti e tatuatori.
A Mestre la nuova disposizione, da oggi allargata anche ai clienti fino al prossimo 31 marzo, trova tra gli stessi negozianti accaniti sostenitori. Abbiamo visto tanta partecipazione delle nostre clienti, è una sicurezza in più e noi abbiamo sempre lavorato sulla sanificazione anche prima del Covid. È una sesta marcia per noi il Green Pass, siamo contenti. E forzate accettazioni. Va bene, perché le persone ormai sono super informate, visto e considerato che ne straparlano. E se è il come la penso, sono ovviamente in disaccordo, perché il Green Pass non garantisce assolutamente nulla. Con alcuni negozianti che lamentano i disagi dovuti, a loro dire, al mancato aggiornamento del software sulla validità della carta verde. È una situazione particolare, purtroppo Green Pass o non Green Pass, i tamponi testano il tutto. Ho visto che il servizio, purtroppo essendoci tanti casi, succede che non è sempre ben aggiornato. Voci, come detto, però contrastanti, a prevalere le ragioni del buon senso. Perché in questo modo si possa venire fuori prima possibile da questa situazione. È un passo in più. Sono fiduciosa che le cose vadano per il verso giusto. Veneto a rischio paralisi causa quarantene e Zaia va in pressing sul governo, rivedere le regole. Sentiamo. La vera strategia davanti a questa mole di contagiati è quella di concentrarsi sui sintomatici. Io penso che noi ci stiamo avvicinando a questo scenario, che è quello di rendere endemico il virus. Penso anche che dobbiamo fare in modo di liberare un sacco di cittadini che oggettivamente sono oggi in preda a tutte queste regole che noi vorremmo semplificare. La traiettoria del virus è cambiata, per questo occorre modificare le regole che in queste settimane stanno tenendo a casa migliaia di veneti, la maggior parte dei quali positivi asintomatici o semplici contatti stretti negativi. La situazione è seria e gli allarmi che arrivano da scuole e aziende quasi paralizzate lo dimostrano. Zaia porta un esempio su tutti. Sarà mica possibile che nella scuola primaria, considerate che questa roba io l'ho contestata dal primo giorno, ad ogni caso positivo tutta la classe va in quarantena, e se uno ha la sfortuna di ritrovarsi in una classe che ogni 15 giorni ce n'è uno di positivo, si fanno la DAD tutta la vita, arrivano alla laurea con la DAD. Cioè non può stare in piedi sto sistema. Sullo sfondo le indicazioni dell'ECDC, il Centro Europeo della Prevenzione delle Malattie, e le mosse di alcuni paesi che in termini epidemiologici precedono l'Italia di qualche settimana. Insomma, la strada, dice Zaia, è segnata. L'ECDC dice di concentrarsi sui sintomatici. Allora qualcuno dice, ma la Gran Bretagna ha fatto una grande rivoluzione. Non sta facendo altro che quello che è un percorso che l'ECDC ha già segnato. Flessibilità invocata da buona parte dei presidenti di regione, alcuni dei quali si sono già mossi su un tema specifico ma cruciale, con Zaia che sembra concedere ancora un po' di tempo al Ministero. Le altre regioni hanno deciso solo uno strappo, nel senso di andare in farmacia e di portare il fine isolamento, il fine isolamento è in farmacia, con il tampone di prima generazione. Ci sono delle regioni che l'hanno fatto. Oggettivamente il governo, il Ministero della Salute ci ha detto che farà una circolare, è 3 giorni che dice che farà la circolare, speriamo che questa circolare si veda. La stessa curva dei ricoveri, stabile nonostante il contagio galoppi, altri 22.000 nuovi casi in 24 ore, consegna il Veneto ad altre 2 settimane di giallo. La rassicurazione di Zaia: il merito resta inequivocabilmente dei vaccini e dopo un anno il traguardo non è soltanto psicologico. La notizia del giorno è che abbiamo passato i 10 milioni di vaccinazioni proprio stamattina. La constatazione di partenza è questa e arriva dalla massima autorità tecnico-scientifica della Regione, il Dipartimento di Prevenzione, che attraverso la direttrice Francesca Russo sta discutendo le nuove regole con governo e CTS. Questo non significa che il tracciamento non serve, dice, ma va ricalibrato sui soggetti più fragili. Insostenibile anche l'attuale gestione delle scuole, forse l'anello più debole della catena, con tutte le ripercussioni operative e familiari. Insomma, rivedere le azioni di sanità pubblica è la priorità, dice, concentrandosi sulle situazioni più a rischio.
E in Veneto l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario sarà sicuramente scandita da un'emergenza d'organico per la quale non si riesce a trovare una risposta. Parlo della Procura Generale di Venezia. Noi abbiamo una scopertura di personale amministrativo che è dell'ordine del 50% e del personale di magistratura attualmente del 27%, ma in aprile potrebbe diventare del 45%. Il che significa che bisogna lavorare il doppio. Nuovo anno, vecchi problemi sul fronte della giustizia. Anche l'anno giudiziario 2022 sarà infatti all'insegna di un'emergenza d'organico che oramai è diventata strutturale, ma non per questo meno grave. A Venezia lo dice il procuratore generale Federico Prato e lo ribadisce il presidente reggente della Corte d'Appello Carlo Citterio dalla sede di Palazzo Cavalli. I concorsi ci sono, ma chi li vince non sceglie Venezia come sede perché è scomoda e costosa. Pur col 33% di personale in meno, la Corte d'Appello è comunque riuscita in un anno a far scendere i giudizi pendenti da 13.575 a 12.277 nel penale e da 9.785 a 7.618 nel civile. So che è stato fatto presente la richiesta di avere un'indennità integrativa per il personale amministrativo che sia collegata alla specialità della città di Venezia. Certo, problemi di organico si registrano anche altrove, particolarmente gravi nella procura di Treviso, ad esempio, con scoperture del 50% nelle varie qualifiche. La magistratura veneta, peraltro, si trova ad affrontare una mole di procedimenti particolarmente impegnativi, processi per il crack delle banche popolari o per inquinamento da FAS, processi per mafia, 'ndrangheta e camorra o per spaccio internazionale di droga. Ci sono ipotesi nuove, tutti i reati commessi sul web sono nuovi, anche questi due fatti delle due banche venete sono abbastanza senza precedenti e quindi direi che ci sono fatti nuovi significativi. Poi c'è questa presenza del crimine organizzato in Veneto che una volta, quando ero giovane magistrato, esisteva, però non in queste dimensioni. Ed ora una notizia di cronaca: 10 kg di droga, 7 dei quali di cocaina e almeno 10.000 euro in contanti. Questo è il risultato di un'operazione della polizia di Padova coordinata dalla procura che ha portato all'arresto di un 41enne di Fiesso d'Artico e un 64enne padovano. L'attività di indagine è partita lo scorso mese di novembre. Cambiamo argomento, ecco perché trasformare i cantieri abbandonati di via Sansovino a Mestre in alloggi popolari. Sentiamo. E questo è alla luce del sole, ti lascio immaginare cosa può esserci qua dentro, quindi sporcizia, problemi di salute, possibili incendi. Trasformare i cantieri abbandonati e degradati di via Sansovino a Mestre in alloggi popolari, la proposta avanzata dai consiglieri comunali di opposizione di Verde Progressista. È lo stesso consigliere di municipalità, nonché residente della zona, Luciano Zennaro, a spiegarcene le ragioni. Per ipotizzare di arrivare ad una edilizia popolare, un social housing, in maniera di dare là alla partenza e cominciare a fare pulizia, ricollocare delle abitazioni in stato di degrado invece di pensare a costruzione di altri mostri nella nostra città. Proposta appena presentata e già celermente cassata. Eppure nell'evoluzione della rigenerazione del pensiero, il consigliere Zennaro, circondato dai rifiuti dei cantieri fantasma oramai dal 2015, ci mostra perché si rende necessario tenere aperta la via del dialogo. Qui sembra impossibile essere a 1 chilometro dal centro, guarda, colera stagnante, sporcizia, stato di abbandono, quella casetta che doveva essere un domani a disposizione degli enti pubblici attaccata, quindi vuol dire che qualcosa anche di abusivo è stato fatto qui. E poi c'è l'ex centralina Enel. Centralina Enel che doveva diventare nei tempi il nuovo supermercato. Qui cavi e fili volanti dallo scheletro di un balcone all'altro sono la traccia della stabilità di barbone e delinquenza in generale, che hanno trovato dimora abituale proprio tra l'instabilità del degrado. Perché questi ospiti
non regolari possano così ottenere ed avere un po' di luce, un po' di acqua, non lo so neanche io, e si sono attaccati a una centralina che non ha più diritto di essere qua, perché se chi gli compete stacca questa centralina e leva le utenze, probabilmente avremo meno frequentazione di quella pericolosa e meno sporcizia in quest'area. In forse la trasferta del Venezia a San Siro contro l'Inter, troppi giocatori arancio-nero-verdi, risultati positivi. Dopo i 4 casi di positività al Covid emersi alla vigilia della partita contro l'Empoli di domenica scorsa, 3 giocatori e un componente dello staff, aumenta di altri 10 il numero dei tesserati del Venezia Football Club nel gruppo della prima squadra che risultano essere stati contagiati. A 48 ore dalla partita contro l'Inter a Milano, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato alle 18 a San Siro, tra i lagunari, dopo l'ultimo giro di tamponi, i positivi accertati sono ben 14. La partita perciò è a forte rischio. Come sua consuetudine, il club non ha però fornito i nomi dei positivi per questioni di privacy, dunque non è possibile sapere con certezza quanti siano i giocatori positivi e quanti invece i componenti dello staff. Da voci ufficiose, però ben attendibili, pare che i giocatori che abbiano contratto il coronavirus siano 8. La partita viene rinviata quando il focolaio coinvolge almeno 9 giocatori. In base all'ultimo protocollo approvato dalla Lega di Serie A, il match è comunque in bilico. Teoricamente, se i positivi fossero davvero solo 8, si dovrebbe scendere in campo, ma come abbiamo visto, il virus con la variante Omicron si diffonde assai rapidamente. In tutto ciò, la squadra dovrebbe partire domani pomeriggio per Milano per giocare contro la capolista Inter. Cosa accadrà? E dunque c'è un aggiornamento, sale il numero di positivi al virus all'interno del gruppo della prima squadra del Venezia. Dopo l'ultimo giro di tamponi, 14 tra giocatori e staff sono risultati contagiati, di questi 8 sarebbero giocatori. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma irrompono venti freddi dalla Russia. L'Italia si troverà nelle zone di confine, dunque il tempo sarà stabile. Il dettaglio di venerdì 21 gennaio. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno, salvo possibili locali annuvolamenti sui settori montani. Non si esclude anche qualche locale riduzione della visibilità nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori più meridionali della nostra regione. In pianura venti moderati, a tratti tesi dai quadranti orientali, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Diamo uno sguardo alle temperature che saranno in calo per quanto riguarda le minime, con gelate piuttosto diffuse, massime sui 3-7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo, come vediamo, un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o velato e non sono previste piogge. Temperature minime tra -3 e 0 gradi, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà piuttosto soleggiato, il cielo sarà sgombro da nubi, neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime sui 5 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.